Ben ritrovati amici sportivi, le telecamere della Wii Sport SD fanno tappa anche al campo Marullo di Visconti per raccontarvi la 12ª giornata del campionato di terza categoria siciliana. Per il girone unico si affrontano l'SC Sicilia che ospita il Cariddi, padroni di casa, che hanno agganciato la zona playoff a quota 18 punti, quinta posizione in classifica grazie alla vittoria nel passato turno per 5-2 sullo Stromboli. I ragazzi Mister Creazzo hanno 27 gol all'attivo che ne fanno il secondo miglior attacco del campionato, 17 reti subite. Con 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ora sono riusciti a trovare il giusto rollino di marcia per ambire a posizioni importanti in classifica. Di contro gli ospiti giungono qui quest'oggi ultimi in classifica a quota 4 punti. 5 punti frutto di una sola vittoria, 2 pareggi e 8 sconfitte, 23 reti realizzate, 43 quelle subite che ne fanno la peggior difesa del campionato. Come al solito con l'ausilio dei nostri grafici abbiamo visto i 22 scelti dai due mister che si affronteranno quest'oggi. SC Sicilia che scende con un 4-3 in campo con Lucchesi tra i pali. Difesa a 4 formata da Bengala, Cariolo, Mancuso e Lamanna. Centrocampo con Billè, Santoro e Arena. Tridente attacco formato dal bomber Centorrino, rigenerato dopo l'ultima tripletta, ai suoi lati rispettivamente Alessia Amato. Intanto siamo già partiti col film della partita. Il Cariddi giocherà questo primo pallone in divisa bianco-blu. Calcio a lungo, facile preda di Lucchesi, poi però si farà vedere subito sugli sviluppi di questo calcio di punizione, sul quale ha qualche ansia il portiere dei padroni di casa, poi viene fischiato fuori gioco dal direttore di gara. SC Sicilia si fa vedere avanti con questo lancio per Centorrino, a tu per tu con Celona, decide di tornare indietro, puntare l'avversario, provare il tiro a giro che termina largo alla sinistra della porta della formazione di Faro Superiore. Qui Amato allarga per Mancuso che mette dentro col mancino, dall'altro lato c'era Centorrino ma Celona smanaccia in angolo. Bell'inizio di gara al campo Marullo di Visconti. La palla sui sviluppi di un calcio d'angolo, finisce sul sinistro di Amato che va direttamente a gonfiare la rete per il gol del vantaggio dell'SC Sicilia. Il numero 10 si ripete dopo il gol nell'ultima uscita e va ad abbracciare tutta la panchina, anche il proprio mister. Risponde all'altro lato il Cariddi con questa punizione affidata dal mancino di Vermiglio. Lucchesi si distende e manda in corner. Splendida parata dell'esperto portiere di Mister Creazzo, qui però Cariddi che riesce a entrare in area con Bonanno e firmare il gol del pareggio. Forse qui qualche responsabilità per l'estremo difensore dei padroni di casa, che però risponderanno subito con questo lancio di Santoro per Centorrino, imbeccato, entra in area, va col mancino, colpisce il palo ed esce. Ha attraversato tutta la linea di porta e poi è riuscito a ribadire il rete Amato, riesce con qualche affanno a allontanare la difesa del Cariddi. Ha avuto una grande occasione l'SC Sicilia, al quale viene fischiato successivamente un calcio di rigore per questo intervento di mano. È finita? Si incaricherà della battuta il numero 11, il capitano Vermiglio, che batte Lucchesi e porta in vantaggio gli ospiti. Inaspettatamente il Cariddi potrebbe trovare la seconda gioia in questo torneo. Intanto è entrato Antero a fargli spazio, è stato Arena. Cariddi che si fa ancora vedere in avanti con questo spiovente messo dentro. Lucchesi lo lascia lì per il numero 7 Laganà e il Cariddi chiude la prima frazione di gioco addirittura per 3-1 prima del gol. Centorrino, ci sarà però anche un'occasione per Amato che qui salta il portiere, si defila un po' troppo e poi riesce a mettere una pezza sulla linea il difensore del Cariddi. Cercherà di riaprire la partita l'SC Sicilia con questo tiro splendido che resta lì per Centorrino dopo aver colpito il pari. Ci pensa sempre il bomber Mirko Alessio Centorrino a riaprire il match. Risultato sul 2-3, partita pirotecnica. Terminerà così la prima frazione di gioco. Squadre a riposo che torneranno ben presto in campo. L'SC Sicilia a giocare questo primo pallone con Billè che allarga sulla sinistra, punizione per Bengala. Splendido, colpisce il palo, resta lì. Sfortunato con la specialità della casa, Bengala non è riuscito a trovare la rete. Qui Centorrino però prova a calciare verso la porta, viene fischiato fallo di mano al difensore del Cariddi, sarà il calcio di rigore. Se ne incaricherà lo stesso bomber Mirko Alessio Centorrino, che però calcerà in bocca a Celona e poi non riesce Antero a ribadire in porta.
nega la gioia della doppietta personale al bomber Centorrino che si dispera. Qui Bengala intanto ci riprova, dal calcio di punizione colpisce un'altra traversa, altro legno per il difensore centrale della compagine di Mister Creazzo, che qui duetta splendidamente con Centorrino, entra in area e finalmente trova la gioia del gol che vale il pari per i suoi. Ci aveva provato insistentemente da calcio piazzato, è riuscito a trovare il gol del pareggio Bengala, qui abbracciato da tutti i compagni, freddissimo davanti a Celona. Si stava mettendo piuttosto in salita per i ragazzi Mister Creazzo questa partita, tutt'altro che semplice. Qui Antero mette dentro per Centorrino che ha provato la sforbiciata che avrebbe fatto crollare il marullo di Visconte. Entra in campo anche Ricky Lopez, gli fa spazio Cariolo al centro della difesa. Cariti che però scodella questo pallone dentro senza impensierire troppo Lucchesi. Qui palla in avanti intanto per Alessi sul binario di destra, mette dentro proprio per Mirko Alessi. Scusate, era stato un compagno di squadra a servirgli l'assist sul piatto d'argento. È proprio Ricky Lopez che ha assistito Mirko Alessi per il gol che ha portato in vantaggio l'SC Sicilia. Qui intanto abbandona il campo Mancuso, entra al suo posto Brianti, anche sottile per Villè nel finale, dove l'SC Sicilia non disdegnerà ancora di attaccare. Ancora in avanti la palla messa dentro per Centorrino che non riesce da due passi a sorprendere Celona, che si salta in un altro intervento. Qui però ancora Alessi, la palla è per Centorrino che ha un'altra occasione, entra in area, salta un avversario a tu per tu con Celona, forse temporeggia troppo ma trova il gol del 5-3 definitivo e della doppietta personale. Duettano benissimo i due del tandem offensivo di Mister Creazzo, altre 5 reti realizzate che li portano a quota 21 in classifica con ambizioni importanti. Qui intanto abbandona il campo Amato, al suo posto entra Piccione. Sarà l'ultima emozione di questa gara. I 3 punti restano in casa SC Sicilia e allora da Claudio Costanzo per le telecamere della Wii Sport non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Restate connessi e sfondatevi il tasto mi piace.